noi! Ed è per questo che cercheremo e saremo qui a presidiare ogni eventuale dentro un consiglio comunale! Si sta parlando di democrazia! La questione della fusione tra Agegas e APS è un qualcosa che è stato già deciso! Come no? Il nostro voto va rispettato! E questo è quello che hanno scelto 27 milioni di cittadine e cittadini lo scorso 12-13 giugno! Ci troviamo di fronte a Digos, carabinieri, polizia e altre forze dell'ordine che stanno impedendo l'ingresso a cittadini e cittadine dentro il Consiglio Comunale! Come si chiama? Come si chiama? Perché mette le mani in faccia? La fusione di Agegas e APS! Perché mette le mani in faccia? È problema una questione che va oltre! Il voto lo sancito con i ragionamenti di e le situazioni inaccettabili, quelle che stanno venendo in questo momento qui davanti al Consiglio Comunale! Le forze dell'ordine stanno impedendo a cittadini, cittadine e ministri di entrare dentro quello! Ascolta, io vorrei che voi poteste entrare. Scusate, loro vi fanno entrare, però io vi chiedo, ve lo chiedo per cortesia, noi tanto pensiamo alla stessa maniera, io vi chiedo per cortesia una cosa. Che vada piano, sono moto! Cioè, perché dentro non si può fare cazzare. Questi mettono le mani in faccia, cioè non hanno il tesserino, io non so come si chiamano queste persone, cioè mettono le mani in faccia non va bene. Ti dico una cosa, io, allora, voi entrate con serenità, loro vi fanno entrare, però i cartelli per regolamento dovete togliere cartelli e bandiere, non si può ragazzi, è un regolamento, la legge è legge. Loro sono obbligati a Stanno comunicando in questo momento che ma state guardando intorno, ma state vedendo cosa succede? Ma dove entriamo? Non la fa il casino, fa il casino sì.